L'imperativo nella città che il poeta greco Pindaro descrisse come la più bella città dei mortali, Agrigento, è diventare immortali. Non c'è spazio, non c'è posto al cimitero per chi non ne possiede già uno. E mentre si dilatano le controversie tra comune e ditta che gestisce il camposanto di Pianogatta, continuano ad allungarsi le fila di bare, morti in attesa di degna e dignitosa sepoltura. Una situazione inaccettabile. È triste che la burocrazia finisca per prendersi gioco di una sofferenza. E le soluzioni scarseggiano, almeno quelle immediate. Il comune di Agrigento tenta di sciogliere ogni rapporto contrattuale con la società Global Service, ritenuta dall'ente non in possesso delle certificazioni necessarie per la realizzazione di lavori di costruzione dei nuovi loculi al cimitero. L'ente, dopo un primo scambio di lettere con il privato, che ha respinto al mittente le accuse, si sta oggi rivolgendo alla società Consital, componente dello stesso raggruppamento di imprese che gestisce l'appalto del cimitero, chiedendo se questa fosse interessata a subentrare. Un ultimo tentativo, verosimilmente prima di avviare una risoluzione contrattuale già ampiamente annunciata e che non potrà non portare ad un più o meno lunga controversia giuridica con ricorsi e controricorsi. Nelle more ci sarebbe da capire se e come il Comune potrà gestire a scavalco il servizio e magari garantire le tumulazioni, oggi praticamente ferme. Così adesso la palla è tornata ai privati che avranno 15 giorni per rispondere a loro volta a quanto richiesto dal Comune.